rocce sono aggregati di uno o più minerali che compongono la crosta terrestre. In particolare noi dividiamo le rocce in tre categorie: rocce metamorfiche, rocce sedimentarie e rocce magmatiche. Qui per esempio una roccia magmatica, un basalto, che possiamo considerare anche una roccia effusiva, cioè una lava che si è solidificata in superficie o comunque in prossimità della superficie. Queste rocce hanno la caratteristica di avere un'infinità di cristalli però molto piccoli proprio perché c'è stato un tempo di raffreddamento molto veloce essendo vicino alla superficie e quindi i nostri cristalli non hanno fatto in tempo a crescere. Un esempio invece di una roccia che ha avuto il tempo di far crescere i suoi cristalli, quindi che si è raffreddata sotto la crosta terrestre, è il granito. Da cosa sono formate le rocce? Le rocce sono formate da minerali. A loro volta i minerali non sono altro che un insieme di atomi disposti in una maniera geometrica ben definita, come nel caso di questo campione di calcite. Questo campione di calcite in particolare proviene dal geosito di Duiburu, quindi il nostro sito fossilifero, dove ogni tanto ci regala queste sorprese mineralogiche.